Benvenuti a Mixed, buongiorno a tutti, naturalmente saluto anche il direttore Omar Costantini. Le notizie del giorno ce ne sono tante, ma vediamo le notizie dell'ultima ora. Innanzitutto è stato annunciato dalla Sala Vaticana e anche con una conferenza stampa della Curia di Udine che il nuovo arcivescovo di Udine sarà Riccardo Lambo, che viene dalla diocesi di Roma, dove è stato ausiliare, e entrerà probabilmente in carica nella seconda decade di aprile, quindi fra 2 mesi. Quindi un ringraziamento a Monsignor Mazzoccato e un benvenuto a Monsignor Lamba. Poi vedremo quando ci sarà, la Curia ci illuminerà sul fatto. Bene, la seconda notizia è che la Giunta regionale ha dato l'ok al terzo mandato per i sindaci da 1.000 a 10.000 abitanti e ha dato l'ok oltre i 15.000 abitanti alla soglia di partecipazione fino al 40%, quindi il 40% è valevole la votazione. Ma poi c'è anche la bocciatura del terzo mandato sui governatori nazionali regionali, che aveva chiesto Salvini, che ha portato in commissione ed è rimasto solo con Calenda. Tutto il resto, Fratelli d'Italia al PD, dai 5 Stelle a Forza Italia, insomma tutti hanno votato contro, quindi è rimasto un po' spiazzato. Naturalmente ha fatto buon viso o cattiva sorte, ma adesso le luci, i fari, insomma, sono sulle elezioni del governatore della Sardegna, dove Truzzu ce la dovrà vedere con la coalizione, perché si dice che in qualche modo chi di Zaia colpisce, di Truzzi ferisce. Probabilmente di Truzzo ferisce, probabilmente ci sono delle ombre, come dire che dato che c'è il voto disgiunto in Sardegna, come dire che la Lega voterà il proprio partito, ma magari non darà il sostegno diretto al governatore. Staremo a vedere se queste illazioni, se questi sospetti sono fondati o meno. Certamente qui abbiamo la proposta di un centro-sinistra allargato, dove il PD e i 5 Stelle con gli altri partiti tentano appunto la carta della coalizione allargata. Staremo a vedere. Naturalmente è chiaro che in Veneto c'è un po' di fibrillazione. Il no a Zaia ha fatto scatenare rida di voci, addirittura il consigliere, l'assessore Marcato, che è un assessore che conta in Veneto, un po' ribelle, dice praticamente vorrà dire che andremo da soli. Ecco, questa voglia della Lega di andare da soli probabilmente potrebbe trasferirsi in un'ala della Lega anche nelle amministrative che si terranno in Friuli, perché se non troveranno la soluzione che cercano, probabilmente cercheranno anche una via solitaria, e questa è un po' la paura che potrebbe aleggiare sul centrodestra, anche se il centrodestra dovrà cercare di fare buon viso a cattiva sorte e cercare di compattarci, così come lo farà il centro-sinistra. Ecco, ma vediamo il terzo mandato dei sindaci. Il terzo mandato dei sindaci, almeno dal comunicato che ha emesso la Giunta regionale, si dice che andrà in vigore se l'iter si concluderà in tempo in questa tornata elettorale, cioè entro giugno, o altrimenti la prossima tornata elettorale. Quindi questo è ancora un dubbio, vediamo se l'iter, sapete che deve approvarlo il Consiglio regionale, poi dovrà essere pubblicata nella Gazzetta e tutto quanto. Insomma, se l'iter riuscirà a concludersi in tempo, prima della convocazione dei comizi elettorali, allora il terzo mandato sarà ok, altrimenti dovremo aspettare la prossima volta. Bene, detto questo, passiamo un po' al Comune di Udine. Il Comune di Udine è alle prese con la mobilità, una mobilità insomma abbastanza importante, perché l'assessore Marchiol decide di chiudere di formare la ZTL, la zona da traffico limitato, anche alla piazza 20 settembre, naturalmente
vorrebbe spingersi anche in via Poscolle, in via del Gelso, eccetera, quindi con una fibrillazione dei commercianti che sono un po' su chi va là, perché dicono, ma insomma, forse se noi eliminiamo questo traffico, il problema potrebbe sorgere, che già c'è una precarietà dei negozi, perché molti negozi chiudono a Udine, molti negozi fanno fatica ad andare avanti, e per cui potrebbe avere questo problema. Naturalmente anche da parte dei commercianti, la Confcommercio, mi sembra un autorevole esponente, Pavan, dice va bene, va tutto bene, basta che voi mettiate tanti posti di carico e scarico e via dicendo. Naturalmente la maggioranza dice va bene, lo faremo così. Però c'è un altro problema, il problema è che eliminando circa 80, 70-80 posti da Piazza 20 Settembre e Piazza Garibaldi, molti dicono ma se dobbiamo andare a prendere i ragazzi alle scuole, insomma ci sono una serie di problemi che probabilmente daranno vita anche a qualche comitato che vorrebbe fare qualche referendum. Staremo a vedere. Ecco, poi c'è la questione un po' anche che riguarda il punto di riferimento del PNRR, dove si dice che fino adesso siamo riusciti a spendere il 16% di quanto è stato stanziato, ma mi pare che la giunta regionale metterà fuori i dati fra poco, 67 milioni di euro mi pare che sono già stati erogati, quindi sono già andati, come si dice, come si usa dire adesso, messi a terra. Ecco, in sostanza questa è la soluzione che ci darà la giunta regionale con i dati, insomma, i dati in sostanza saranno questi. Ecco, poi c'è un altro tema che cade sulle elezioni, naturalmente europee e anche amministrative, insomma a cascata, è la morte, l'assassinio di Navalny, che è stato in qualche modo fatto fuori dalla nomenclatura russa, e si dice che Putin abbia direttamente fatto questo. C'è qualcuno che dice che non è vero, c'è qualcuno che ha ancora dei punti di domanda, e naturalmente i riflettori sono ancora una volta accesi sulla Lega, sul fatto che Salvini ha fatto la famosa affermazione dicendo ma chi sono io che per dire quello che è successo devo vedere i giudici e i medici russi. Naturalmente questo è una cosa incredibile, perché sappiamo tutti che avendolo internato dove l'hanno internato, messo a temperature quasi proibitive, è chiaro che questo è stato un omicidio vero e proprio, e in Occidente questo è l'idem sentire in sostanza, no? Ma questo determina un po' il tifo, la tifoseria da una parte e dall'altra. C'è chi ci crede, c'è chi dice no, non è vero, c'è chi condanna, c'è chi non condanna. Anche questo è un problema che cade tra capo e collo delle elezioni. Voi sapete che le elezioni naturalmente sono anche molto, molto sensibili a questi argomenti che vanno al di là delle questioni territoriali, vanno al di là delle questioni, diciamo, generali. Certamente staremo a vedere cosa succederà innanzitutto in Sardegna per capire quello che saranno i risultati, quindi se il governo terrà nella sua complessità, se qualche partito avrà una flessione, se qualche partito invece aumenterà a livello di governo, e naturalmente vedere se magari il campo largo che viene sperimentato proprio in Sardegna dalla Schlein potrà avere, insieme con Conte naturalmente, perché il candidato è la Todd di 5 Stelle, potrà avere soddisfazione, magari fare il colpo gobbo, e quindi tutti stanno a vedere quello che succederà. Una curiosità su tutto, si cerca di capire quale partecipazione ci sarà. Ecco, io credo che questi sono i temi, diciamo così, all'ordine del giorno della giornata. Naturalmente noi ci collegheremo più avanti, non appena avremo qualche notizia, diciamo così, più probante. Per il momento ci sono altre notizie che però non abbiamo ancora verificato, e per cui ci rimandiamo di portarle in campo. Ecco. Vedremo quello che succederà dopo che alcune
situazioni verranno verificate. Bene, io vi saluto, naturalmente un buon fine settimana e naturalmente ci vediamo la prossima volta sempre con Mixed. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.